andando sopra le schermi, guarda. Guarda. La pubblicità della partita di pallavolo. Da questa inquadratura io non posso tornare a quella di prima. Cosa ci sta mandando? Così mi riposo qui. Piazza della Repubblica in attesa della statua di San Michele, dal Corso Garibaldi verso Viale Rimembranza. No, quindi è uscito? Siamo tornati in diretta da Cinque Frondi, cari amici dell'LDP, buonasera di nuovo. Come l'avevamo detto, siamo tornati con delle immagini un po' più nitide, mentre vediamo la sindaca dei ragazzi Emma, insieme a tutta l'amministrazione, il sindaco Michele Conia, maresciallo del Corpo dei Carabinieri di Cinque Frondi, che stanno salutando in diretta, la marea di gente dietro. Che dire, si sono accese anche le luminarie nel corso di Garibaldi. Ora San Michele Arcangelo sta facendo il suo passaggio verso Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica che vediamo qui in questa inquadratura.
Il piccolo Matteo, che salutiamo. Vediamo se riusciamo a recuperare anche l'audio live. Ok. Eccole, mentre le confraternite iniziano ad arrivare in Piazza della Repubblica. Sentiamo il percorso. Poi la clinica Villa Elisa, le vie limitrofe al ritorno, poi il Rione Torre, via Mammola, e poi si riavvicina e si incammina verso di nuovo la via Veneto, rimbocca la via Veneto, Piazza della Repubblica, per fare poi rientro da via Milazzo. In piazza sono arrivate le confraternite. Una festa di San Michele molto partecipata quest'anno, e dobbiamo dire che dopo qualche anno in cui, diciamo, la festa è stata sottotono, il nuovo comitato ha rilanciato questa festa. Già l'anno scorso un ottimo risultato, quest'anno dobbiamo dire che effettivamente da Cinque Frondesi la stiamo vivendo molto intensamente, molto partecipata, tantissima gente, è stata ripubblicizzata, e anche a livello, diciamo, di ospiti sul palco si è riqualificata. L'anno scorso Enrico Ruggeri, quest'anno la Ferreri. Ecco che stanno attraversando la Piazza della Repubblica, l'altra sta attraversando l'altra congrega del Carmine. Dopo quella del Rosario arriva il parroco Don Serafino Venoso, accompagnato da Don Giuseppe Ascone, Cinque Frondese, ed ecco che arriva la statua di San Michele in Piazza della Repubblica, due ali di folla e la banda che intona una marcia. Noi seguiremo adesso questa parte, poi la regia deciderà cosa fare. Religiose avanti, autorità civile dietro e la banda e poi il popolo.
Cerchiamo indicazioni. Questa è la scalinata di sinistra. Questa è la scalinata di destra. Via Veneto. Chiedo indicazioni. Ah, torna, mo passavo. Ah, per dire no. No, io. Anche se passavo e cambio. Non avevo questo drone carica, non l'avevo. Ancora Ragioniere sotto a braccio. La porto bene. Certo. Sì, hai tutto. Avevi fresco per casa piantana di Anna. Adesso? Certo, come no? Quando vuoi. E mentre facciamo questo ping pong tra la processione e la fiera, io vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri social, di commentare questo video, perché vi leggo in diretta praticamente. Ci ha scritto sempre Albanese Rosetta Luigi. Viva San Michele, prego per tutti noi, per il nostro paese. Spero vi siano piaciute queste immagini live. Sentiamo un po' di banda di sottofondo. No, sta cadendo il segnale, quindi ci spostiamo subito verso la fiera. Tanto tra pochissimo chiuderemo di nuovo questa diretta, ma vi invitiamo come sempre a continuare a seguirci sui social e attivare anche le notifiche, così da continuare a seguire la festa insieme a noi.
Questa immagine è molto significativa, tantissime le macchine parcheggiate lungo praticamente tutte le vie di Cinque Frondi, mentre ci arrivano immagini dalla villa comunale. Facciamo vivere anche un po' il paese in questo momento. Anzi, il sole è già tramontato, sono le 20:12 in questo momento. Da un'altra parte, io rido perché c'ho il nostro Rocco Fazzari sta correndo per tutta la processione. Tra poco vi manderemo le immagini della processione, mentre le immagini fornite in questo momento sono di Francesco Bonini. Vediamo appena il nostro Rocco è pronto. Appena il nostro Rocco è pronto ci darà le immagini della processione, mentre ci godiamo ancora un po' la villa comunale di Cinque Frondi. Vediamo, siamo quasi alla testa della processione. Vai, Rocco in onda. Vediamo i chirichetti tenere la croce. Va fatti sti cose. No, va fatti piano. Eccolo, l'inno di San Michele cantato dalle confraternite. Avevo per 5 fronti la tua città. Oh San Michele, e vabbè.
questa qua mia. Mentre la processione si avvia praticamente dove c'era l'ex Calvario, quindi tutto il rione Giardino adesso. Adesso il Calvario è spostato nella piazzetta Renata Conte, che praticamente è la piazzetta che vedete sulla destra. Approfitto per leggere qualche commento. Il nostro Rocchino si è spostato proprio mentre l'ho mandato in onda. Vediamo invece il nostro Ciccio dove sta andando. È sempre in villa comunale. Quindi procediamo con Rocco. Ok, eccolo qua il nostro Rocco. Volevo leggere un po' di commenti. Carmela Cuiuli, viva San Michele. Domenico Mutano da Nove Ligure, buona festa a tutte e 5 frondi. Grazie Domenico, altrettanto. Maria Concetta Vitellino che ci scrive: grazie per questa possibilità di poter seguire la festa del nostro patrono, viva San Michele, da Urbino. Grazie Maria Concetta Vitellino.
Poi vi ricordo come sempre che sono anch'io che la sto seguendo da Milano, quindi io mi sento uno di voi in questo momento. Eh, ed è un'emozione un po' particolare vivere da lontano e gestire un po' la regia del tutto da lontano. Questa è la villa comunale di Cinquefrondi, abbiamo visto un po' di giochi, altalene. Adesso mando in onda il nostro Rocchino che sta seguendo la processione con San Michele. San Michele che tra poco scenderà proprio dal lato, ecco, che vedete praticamente inquadrato con il nostro Ciccio Bonini. Scenderà da quella strada lì. Stanno dicendo belli video. Tra pochissimo vedremo scendere la statua da qua, poi ci sarà il rientro tra poco. Salutiamo Aldo Bonini e Carmela Papallo. Si stanno rivivendo la diretta anche loro, stanno riguardando. Vediamo se iniziamo a vedere qualcuno scendere da questa strada. Mentre il nostro Rocchino si trova davanti alla scuola media. Eccola qua, vediamo se abbiamo inquadrata la via. Pure io ero dico però Aspettiamo solo il momento della discesa dalla via. Tra poco vedremo apparire la processione proprio da qui. Poi ci sarà un altro passaggio in Piazza della Repubblica. Dopo Piazza della Repubblica la statua farà rientro. A volte chiedo scusa se le persone su Facebook non mi sentono, ma mi dimentico di togliere muto al microfono perché su YouTube è sempre attivo. Locano Antonino ci dice: viva San Michele, faccio gli auguri a mio cognato Michelino. Giustamente un auguri anche a tutti i Michele. Se non sapete perché si festeggia San Michele l'8 maggio, molti lo associano alla sua prima apparizione sul Monte Gargano, ovvero il miracolo del Toro, anche per la consacrazione della Basilica a Monte Sant'Angelo. Ecco perché l'ha dato 8 maggio. E a Cinquefrondi viene festeggiato proprio questo giorno per la sua apparizione. Nella diretta precedente abbiamo visto anche l'intervista datata 2012 del nostro caro Michele Albanese, che oggi non c'è più, un'intervista al restauratore professor Francesco Marafioti, ed è stato bellissimo risentire la voce del nostro caro Michele e soprattutto scoprire qualcosa di più sulla statua.
ritorniamo con le immagini lungo questa discesa. Dicevamo prima, sono macchine parcheggiate ovunque a Cinque Frondi, davvero tantissime persone, mare di gente. Questo è anche frutto del lavoro, della pubblicità del Comitato Feste di San Michele Arcangelo. Davvero complimenti a loro. Vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, www.edicoladipinocchio.it. Noi siamo ovunque, anche perché tra poco spegneremo di nuovo la diretta e ci ricollegheremo al momento dell'ingresso in chiesa. Adesso inizia anche a farsi buio, quindi vediamo pochissimo in quelle zone, perché vi ricordo che stiamo trasmettendo tutto tramite telefoni, quindi ci scusiamo per la qualità delle immagini, ma cerchiamo di fare il massimo. Il nostro Rocchino è praticamente sotto la statua di San Michele Arcangelo. Fa fatica praticamente a camminare. Ci scrive Ramona Candido, grazie per questa diretta, anche io vi seguo da fuori, da Pesaro. Grazie Ramona.
cavallo? Come ora?
Pensate tutti? Passato. Me la vado. Vediamo cosa è, ma cosa ce ne faranno. Siamo davvero da questo ancora no. Dave cavalli e tale. Battaglia. Se qualcosa non mi
Ma tutto non è il sindaco? Lucrezia dimmi. Quando facciamo i ragazzi si rinfrescano.
E allora, che dire, cari amici dell'EDP, abbiamo seguito un pochettino, alla fine dovevamo farvi vedere solo un pezzettino e anche io che sono a Milano voglio cercare di vederla il più possibile, quindi di conseguenza abbiamo tenuto il segnale attivo e continuiamo, esatto, come dice la signora, aspettiamo che mi arriva. Ora San Michele girerà nel centro storico e farà appunto il suo arrivo qua davanti alla chiesa matrice di Cinque Fondi. Aspettiamo anche l'altra immagine, è il tempo giustamente di far fare il giro all'altro operatore che è Angelo Fonte. La telecamera che state vedendo è gestita da Francesco Bonini. Poco fa c'era anche il nostro caro Rocco Fazzari. Eccolo qua, vediamo la processione, le campane della chiesa del Carmine suonare, perché il santo patrono San Michele Arcangelo sta passando proprio lì davanti alla chiesa del Carmine. Davanti alla chiesa del Carmine le persone stanno aspettando il rientro di San Michele Arcangelo. Andiamo al passaggio delle confraternite. Siamo al largo del Tocco. Teresa ci scrive: grazie del diretto è bellissimo, complimenti, tantissimi auguri a tutti i Michele del nostro bellissimo 5 Fronti, prega per noi tutti, viva San Michele. Angela Sceni, viva San Michele, vi ringrazio per i commenti, siete di grande supporto. Sentiamo la banda. Poco fa abbiamo visto anche il comitato feste di Cinque Fronti, che ancora una volta saluto e ringrazio per la fiducia e soprattutto per il lavoro che hanno svolto dietro le quinte, perché c'è davvero tantissimo lavoro. Ne dico solo oltre 200 sponsor raccolti per questa festa, che hanno concesso ovviamente che tutto questo si potesse realizzare.
che mi tocca fare. Eccoci, eccoci, ci siamo. Siamo praticamente davanti alla chiesa matrice, suonano le campane, mentre vediamo anche la bellissima statua del Cristo risorto. Prende poco dentro la chiesa, senza bandiera. Cristo risorto senza bandiera. L'abbiamo visto anche nel video precedente, l'abbiamo visto perché abbiamo sfruttato la clip dello scorso anno con l'inno a San Michele Arcangelo e c'era come sfondo dietro San Michele anche il Cristo risolto sull'altare. Abbiamo visto Ciccio Bava alle campane. Anche lui, Ciccio Bava, ormai è un fuorisede, lavora a Milano. Per l'occasione è tornato nella Natale Cinque Frondi. E non vi nascondo che lo invidio un po' perché anche io sarei voluto essere lì a raccontarvi dal vivo la festa di San Michele Arcangelo. Queste sono le immagini dentro la chiesa con il crocifisso che fa il suo ritorno in sacrestia. Abbiamo visto le confraternite arrivare. Ed ecco la marcia della banda. Vediamo se partono anche le mani a tempo delle persone presenti. Sì. Antonella. Ah, no, no. No, devo fare la foto, io.
Ecco, purtroppo l'audio della banda tendeva ad essere coperto dai rumorosissimi fuochi d'artificio e soprattutto numerosissimi fuochi d'artificio perché ancora non sono terminati. Al rientro della processione di San Michele Arcangelo si usa fare questi botti finali, ma è solo l'antipasto praticamente, perché la festa non finisce qui. Tra poco ci sarà il concerto della grandissima Giusy Ferreri, e a seguire del concerto una lunga processione, stavolta senza statua, verso il campo sportivo si avvierà per lo spettacolo appunto pirotecnico. Vediamo i portatori in attesa, giustamente anche un po' sofferenti perché la statua è davvero pesantissima. Eccoli, sono finiti. L'urlo è viva San Michele anche da dentro la chiesa, stiamo vedendo le immagini e non vi nascondo che sono anche io abbastanza emozionato. Iniziamo ad avere qualche piccolo problema di connessione, anche perché giustamente le celle telefoniche continuano ad essere intasatissime in questi momenti sovraffollati. Ops, sbagliato stacco camera, pardon. Mentre sentiamo anche la marcia della banda. Un po' a scatti, vi chiediamo scusa. Le immagini, l'audio parlano da soli. E in questi applausi abbiamo potuto notare l'orgoglio e la passione con la quale i cinque frondesi portano per le vie del paese il santo patrono. Purtroppo abbiamo l'audio che scatta, il video che scatta, ma non può essere da meno in una situazione un po' sovraffollata e soprattutto in un luogo chiuso come la chiesa matrice. E ora sentiamo tutti insieme l'inno a San Michele Arcangelo.
guarda qua, me lo devo guardare sopra. Devo guardare quello che è in mano. un altro applauso, l'ennesimo applauso, come è giusto che sia, per il santo patrono di Cinque Frondi. Credo il parroco di Cinque Frondi, Don Serafino Venoso, che vuole ringraziare tutti quanti con quel poco che si può sentire. Quindi, cari amici dell'EDP, grazie ancora per averci seguiti. Per me è stato un grandissimo onore raccontarvi la festa di San Michele Arcangelo 2026. Ricordiamo che ancora non è finito, ma ovviamente la diretta sì. Tra poco ci sarà il concerto di Giuseppe Ferreri in Piazza della Repubblica, a seguire presso il campo sportivo lo spettacolo pirotecnico. Un grazie anche a nome mio a tutti i portatori, ad Angelo Fonte che ha curato un po' la parte tecnica della diretta, e poi con le immagini del drone nella diretta precedente, e con le immagini adesso anche con il telefono. Grazie anche a Francesco Bonini e Rocco Fazzari. Non mi resta che salutarvi ancora una volta. Leggo giusto gli ultimi commenti. Uno bellissimo di Calimi Raffaele, che ci scrive: dopo oltre 60 anni rivedo la processione di San Michele, grazie ad Edicola di Pinuccio, vivo a Roma e viva San Michele. Grazie per la diretta, ci scrive Matteo Ciccone. Davvero grazie a voi per averci seguiti. Anche Salvatore Borelli che ci saluta e dice che il prossimo anno scenderà anche lui. Un saluto da Firenze. Ragazzi, che dire, vi vogliamo bene a tutti voi fuori sede, a tutti voi emigrati. Un grande abbraccio, un grande saluto da parte di tutta l'EDP e ci vediamo presto. Continuate a seguirci sui social. Buona serata, buona cena a tutti quanti.